Lei è candidato all'Assemblea regionale siciliana, vive a Favara, lavora al comune. Quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto? Ma io da 2 anni ho aderito al Movimento 5 Stelle nazionale. Ancora prima seguivo gli eventi del primo V-Day, fortemente disaffezionato e sdegnato dall'andazzo della politica. Noi siamo la regione italiana che più sprecona. Questo provoca un forte sentimento di indignazione. Vedere questo accostamento tra gli sprechi enormi e il livello di disoccupazione e di malessere che c'è tra i cittadini mi ha provocato la spinta iniziale ad aderire ad un movimento che nasce come movimento di protesta ma a servizio dei cittadini. Forti del consenso elettorale ricevuto alle ultime amministrative in Italia, il Movimento 5 Stelle si affaccia anche alla Regione Sicilia. Quali sono le vostre ambizioni? I sondaggi ci danno all'8%, io non credo molto ai sondaggi anche perché seguono l'orientamento di chi li commissiona, quindi a commissionarli possono essere tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Avete un modo innovativo di presentare il vostro programma elettorale che coinvolge gli elettori. Coinvolge gli elettori in quanto cittadini, non in quanto elettori. Noi abbiamo votato e discusso il nostro programma con più di 400 attivisti, con una piattaforma open source che si chiama Liquid Feedback. Liquid Feedback serve a instaurare il cosiddetto Parlamento virtuale, a me piace chiamarlo di più Parlamento a chilometri zero, perché ognuno disperso nelle varie zone della Sicilia in un unico ambiente, che è l'ambiente del Liquid Feedback, era in grado di votare e discutere tematiche di cui si sentiva competente.